Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Passons a conoscere un nuovo edicolante, ma prima sfogliamo insieme le pagine del settimanale. La copertina è dedicata a un tema molto spinoso, che però tocca tutti, riguarda tutti, ovvero le tasse. Nelle tasse fino al collo. Lavoriamo fino a giugno per pagarle, come sopravvivere nella giungla del fisco. E allora andiamo a vedere che cosa si dice. Le 8 tasse che fanno imbestialire. Hubert Londero ci racconta: in 20 anni il gettito fiscale è salito di oltre l'80% contro una crescita dei prezzi di poco superiore al 40%. I balzelli non sono mai simpatici, ma ce ne sono alcuni davvero odiosi. Andiamo a vedere qualcuno. Birra e non sai cosa paghi. Quali sono gli ingredienti di una birra? Malto, lupolo, acqua, dirà qualcuno, ma ce n'è un altro: le tasse. Vi lascio ovviamente leggere il resto dell'articolo per scoprire dove ci sono le tasse nella birra. Poi abbiamo ovviamente carburanti, tabacco, il canone RAI in tribunale, le imprese, il soggiorno, quindi le vacanze, e le seconde case. Migliaia di regole nella babele fiscale, dice Alberto Maria Camillotti, e i cittadini diventano pazzi. Andiamo oltre, perché è vero che in Italia si pagano molte tasse e tanti balzelli, ma servizi pochi. Anche in questo caso sempre Hubert Londero dice: l'Italia non è un paese più esoso sul fronte delle tasse in Europa, ma restituisce meno ai cittadini rispetto agli altri stati, imprese nel torchio del fischio, e su questo non ci batte nessuno. Insomma, un primato che forse non è poi così piacevole. Andiamo oltre, invece si parla, per quanto riguarda l'analisi del territorio, di giustizia inceppata sui migranti, un tema molto sentito e molto importante. Allora Alessandro Di Giusto ci guida all'interno di queste inchieste, spiega: nonostante il decreto Minniti, che ha fatto calare gli arrivi dei migranti, ovviamente dobbiamo fare i conti con l'afflusso costante di afghani e pakistani, e dato che quasi tutti i dinieghi della commissione si trasformano in ricorsi, i tribunali a Trieste arrancano. Il sistema lavora in perenne apnea, praticamente sono così tante le pratiche che poi vengono accumulate che si rischia sostanzialmente la paralisi. E qui abbiamo anche delle grafiche realizzate dal nostro Vittorio Regattin che riassumono in maniera esemplare quello di cui stiamo parlando. Oggi, come vi ho detto, andiamo a Passons a conoscere un nuovo edicolante, ed ecco qui appunto un approfondimento che riguarda questa frazione del comune di Pasian di Prato, una frazione giovane ad alta vocazione residenziale, dove ci sono molte novità. Sono stati realizzati degli interventi per rimettere a posto delle strutture a uso della comunità, e andremo poi a vedere e a conoscere dal vivo. All'interno del settimanale Friuli trovate anche ben 2 pagine dedicate alle top news, ovvero le notizie più lette dal nostro sito www.ilfriuli.it. Spesso sono notizie di cronaca, ad ogni modo c'è insomma una sorta di riassunto della settimana di quelle che sono state le notizie più lette e più apprezzate dai nostri lettori. Tra queste anche un UFO in volo tra le mongolfiere, a cui però abbiamo dedicato una doppia pagina. Martignacco, 2 fratelli udinesi, Franco e Michele Celant, hanno fotografato per caso uno strano oggetto volante a spasso tra gli aerostati pronti a decollare. Insomma, che cosa sarà non si sa, noi rimaniamo nel mistero, a voi l'arduo compito di capire che cosa è o di ipotizzare che cosa potesse essere. Parliamo di cultura invece, perché si apre la stagione dei grandi festival e si apre con dedica. Atik Raimi, scrittore e regista afghano, racconterà il suo paese bello e dannato a Pordenone dal 10 al 24 marzo. Dal 16 febbraio invece un mese di eventi anche a Udine con Aspettando dedica, e Andrea Ioime ci guida all'interno di questo ricco calendario culturale. Per quanto riguarda invece, e chiudiamo in bellezza, gli spettacoli, ecco qua che parliamo di Friuli, di Italia ed Europa, perché si parla di alcuni eventi diciamo internazionali. Dal 2008 a oggi la TJ Evans del pordenonese Attilio Perissinotti ha organizzato oltre 100 concerti di alcune delle migliori stelle italiane, e non soltanto, a Londra e in altre capitali dello spettacolo. E qui insomma l'intervista ad Attilio Perissinotti che come vedete insomma da questa ricostruzione grafica ha portato diversi personaggi di calibro live. E poi un spazio dedicato a un personaggio, Ruggero dei Timini, a teatro come Sinatra, altrimenti faccio la trap.
In allegato gratuito col numero del settimanale di in edicola oggi il lifestyle, si parla di moda, di benessere, design, viaggi e gourmet. E abbiamo una copertina insomma direi più che mai significativa, esemplificativa di quello che troverete all'interno. E vissero felici e puntini puntini. Insomma, religioso, civile, unioni civili, coppie di fatto. I tempi sono decisamente cambiati, meno matrimoni ma più nozze e la tradizione lascia il passo alla creatività. E allora ecco che vi svelo intanto una delle pagine dedicate a questa inchiesta: in chiesa o in comune, meno matrimoni ma sempre più ricchi. Ci vuole sempre più coraggio e incoscienza per dichiararsi amore eterno. Proprio per questo, una volta presa la decisione, bisogna festeggiare alla grande. Così scrive Maria Ludovica Scinco. Poi all'interno del periodico trovate tantissimi altri approfondimenti legati ad argomenti di attualità, cucina, gourmet, hobby e quant'altro. E io ho scelto questa pagina perché sono un'appassionata di vintage e quindi ecco come arredare casa svuotando cantine. Il numero sempre crescente di mercatini dell'usato e la passione per il vintage ha fatto tornare di gran moda i mobili e i complementi d'arredo di modernariato. I pezzi migliori hanno però costi impegnativi e il rischio del bidone è sempre elevato. E allora insomma il mio consiglio è: andate a rovistare nelle cantine dei nonni o di qualche parente che magari a costo zero riuscite a portarvi a casa una di queste meraviglie. La nostalgia è proprio un vero affare e sul mercato la scelta è enorme, dai primi decenni del XX secolo fino agli anni 70 e 80. Adesso però è ora di metterci in marcia e allora insieme a Tiziano Campigotto, regista di Edicola Friuli, andiamo a Passons a conoscere un nuovo edicolante. Venite con noi. Eccoci a Passons, accanto a me Claudia Floreancic, che è la titolare dell'edicola del paese. Buongiorno e grazie per averci accolto. Buongiorno a voi e grazie di essere passati. Allora, questa edicola l'ha ereditata, l'ha presa in mano dalla gestione precedente, che è quella di sua mamma, e quindi è un'attività più che mai rodata e nel cuore del paese. Sì, esattamente, io ormai sono qua, anche se l'ho presa da 2-3 anni, sono io titolare, però diciamo che da bambina che insomma sono sempre stata dietro, ho già visto il lavoro, quindi ormai vado liscia come l'olio. È un lavoro pesantino, però è molto bello perché sei a contatto con la gente tutti i giorni e quindi spazia molto come lavoro. Sono contenta insomma di gestire questa edicola anche in paese, perché comunque come una grande famiglia che ci si conosce un po' tutti, ecco. Con le relazioni umane insomma al primo posto. Una domanda invece che riguarda, diciamo, questa settimana abbiamo parlato anche di Passons sul settimanale Il Friuli. Quali sono secondo lei le esigenze di questa frazione, se ci sono, e qualcosa che si potrebbe fare e migliorare? Ma io come esigenze le dico, adesso da poco è stata aperta una farmacia qua a Passons e secondo me è stata una cosa molto bella, perché comunque qua si doveva spostare, doveva andare fino a Udine, prendere la macchina, e questo vale molto. Poi io vedo che in questi anni sono stati aperti anche negozietti piccoli, dall'alimentare a frutta e verdura, insomma io vedo che qua il paese, insomma, da piccolo che era, si sta ampliando veramente tanto e sta aprendo veramente negozi che comunque fanno bene alla gente, che comunque aiutano anche la gente, nonostante piccolina Passons rispetto a un Pasian di Prato che ce l'abbiamo qua vicino, o comunque anche una Udine che alla fine in linea d'aria non è neanche lontanissima, almeno sono qua, non devono prendere, come ripeto, la macchina per spostarsi, e quindi io vedo che se continua così sta diventando proprio un bel paesino, nonostante fosse solo paese, insomma. Insomma, queste sono sempre note positive, soprattutto se il commercio si muove. Siete anche in realtà un passo da Pasian di Prato, Santa Caterina, che sono molto ben servite, ma anche un passo dai centri commerciali, e quindi diciamo che c'è molta concorrenza. Infatti sì, voglio dire, a 10 minuti da qua c'è il lavoratore fiera, però io anche parlando così con i clienti mi dicono: io se devo venire a prendere anche solo un pacchetto di sigarette o qualcosa, di certo non vado nella bolgia del fiera, piuttosto vengo qui, che so, sì, piuttosto vado, ma se devo fare altre cose, però ancora come punto di riferimento io spero che lo saremo ancora noi, insomma, piuttosto che io parlo per me, parlo per la mia edicola, ecco, sì. Questo lavoro mi dà vita, sono tanti anni, sono 22 anni per l'esattezza che siamo noi titolari, e prima c'erano altre persone, però l'abbiamo ampliato, non c'era il lotto, quella volta era la metà del negozio. Si cerca sempre di fare qualcosa di più, però ci vuole anche la forza lavoro.
fare certe cose, insomma. Senta, tra le novità mi piaceva anche, Tiziano ha già fatto le riprese, però mi piaceva anche parlare dei distributori di detersivo, perché siete appunto un negozio che offre tanto al pubblico, e oltre ai giornali, l'edicola, il lotto, eccetera, c'è anche questa possibilità. E infatti, come le dicevo, abbiamo cercato sempre di apportare novità, insomma, di dare un servizio maggiore. E allora vedo che va abbastanza, insomma, perché si riduce l'inquinamento, questo lo si sa. Poi insomma abbiamo dei detersivi ecologici veramente che basta pochissimo e svolgono un'azione molto buona. Sì, come dico, si cerca di portare tutto, insomma. Fossi più giovane porterei ancora altre cose, ma l'età va avanti. Comunque si cerca di fare tutto, insomma, di accontentare un po' tutti, se è possibile. Allora, lei signora mi diceva che viene da Udine, sempre qui, perché è molto legata a questa attività. Sì, qui trovo tutto, dai gratta, che sono proprio una maniaca, bollo auto, bollette, caramelle, giornali, tutto ciò che mi serve io arrivo qui da Udine, sì. E anche amicizia, mi pare. Sì, siamo anche amiche. Questa settimana, sul settimanale Il Friuli, parliamo di tasse, che sono un odiato balzello. Certo, troppe tasse non va bene a nessuno. Guarda, io arrivo dalla Svizzera, ho fatto l'infanzia in Svizzera, mi sono sposata in Svizzera, un friulano, e io rimpiango la Svizzera. Per tutto, sia per le tasse, sia per il vivere, per tutto. Se devo essere sincera, questa Italia non mi piace, sono sincera. E sul Friuli di questa settimana si parla di tasse. Questa settimana argomento... Quello da pagare, quelli che non hanno pagato gli altri devo pagare io. Come la mettiamo con questa storia? Beh, questo non va bene. Perché devo pagare i debiti degli altri? I miei debiti chi li paga? Me li devo pagare da sola? No? E vengono a controllarci noi pensionati, no? In tutto e dappertutto. E gli altri evadono. La signora Lella e la signora Claudia, quanto sono brave queste due? Ma per me sono tutti due, una meglio dell'altra. Ah, che miseria, fossero tutte così. Siete affezionati, insomma. Io sì, ogni giorno vengo qua. Per amor di Dio, uno dove si trova bene, quello ritorna sempre. Tra le novità accolte con più gioia dagli abitanti di Passons, l'arrivo della farmacia, un arrivo tanto atteso che ha soddisfatto le esigenze di dei residenti. Qui abbiamo con noi il dottor Valeri. Sì, diciamo che noi siamo contenti a nostra volta di essere qui perché ci siamo accorti che effettivamente la zona aveva bisogno di avere una farmacia. Tra virgolette, casualmente anche noi, i lavoratori di questa farmacia, abbiamo una mentalità proprio adatta a questo tipo di situazione. Siete trovati? Cioè noi lavoriamo proprio perché ci piace in questo modo, in questo contesto, che ne so, se l'anziano ha un problema o qualcuno li portiamo a casa al farm, ma proprio perché a noi piace così, ci dà un senso al nostro stare così nel lavoro, ecco, questo sì, senza far retorica, così. Edicola Friuli finisce qui, il prossimo appuntamento è a Udine in via Squini. Grazie Claudia per averci accolto. Grazie a voi per essere passati e venite in tanti, noi siamo qua e vi accogliamo a braccia aperte. Ciao, buona serata.